Nel circo che cosa facevo io? Nel circo io imitavo, cantavo, era il mio, diciamo, erano i miei salti mortali. Quindi cantare le canzoni del periodo, erano canzoni napoletane, qualche canzone così azzardato un po' ad essere spagnolo, ma era più itagnolo che spagnolo. Niente, poi le imitazioni, imitavo Totò. È permesso, si può entrare? E io pago! E io pago! Imitavo Russell. Arrivederci Roma, goodbye re. Queste imitazioni fatte a Cagliari, fatte a Sant'Antico ancora, le faceva Orgoso, Binti, Pattate, sentivano voce che diceva a te callo a cacare! Perché non c'era la televisione, non c'era il cinema, erano fine anni 50. Quindi mi dovevo arrabattare facendo altre cose, imitando dei rumori, imitavo allora il treno, ve lo ricordate quando faceva ciuffu ciuffu? A che rivale si cambia! Imitavo la caffettiera. Imitavo gli animali, l'anatra che chiama il maschio. Arrivava lui. Sì. Imitavo il rospo. Il rospo è un animale che quando vede la femmina si emoziona e rimanda tutto l'indomani. Grazie. Imitavo il coniglio durante il rapporto sessuale. 30 fotogrammi al secondo. L'imitazione della lepre durante il rapporto sessuale. Ripeto, non rimane mai incinta, va dal coniglio. Il porcospino quando fa l'amore si sente perché lei ha la fighina d'India.